Bene, un buongiorno a tutti, ai presenti in sala, a chi ci sta seguendo da remoto. Oggi parliamo di un tema cruciale, di cruciale importanza per la salvaguardia dei nostri mari, il recupero delle reti da pesca dismesse e il loro riutilizzo sostenibile. Le reti da pesca abbandonate, le cosiddette reti fantasma, rappresentano una minaccia significativa per gli ecosistemi marini, contribuendo all'inquinamento e causando danni alla fauna e alla flora sottomarina. Una volta disperse in mare, continuano a intrappolare pesci, tartarughe, mammiferi marini e altre forme di vita acquatica, in un processo noto come pesca fantasma. Fenomeno che non solo riduce le popolazioni ittiche, ma altera anche l'equilibrio degli habitat marini. Inoltre, la decomposizione lenta dei materiali sintetici di cui sono composte contribuisce all'accumulo di microplastiche negli oceani. Per contrastare il fenomeno sono state avviate diverse iniziative volte al recupero e al riutilizzo delle reti da pesca dismesse. Un esempio significativo è il progetto Ghost Gear del WWF Italia, che attraverso la mappatura delle reti fantasma, il loro recupero e il riciclo, trasformando i materiali raccolti in nuovi prodotti utili, mira a ridurre il volume di attrezzi da pesca abbandonati attraverso soluzioni preventive e promuovendo un modello di economia circolare. Un'altra iniziativa degna di nota è il progetto Morinet promosso dall'ISPRA, che coinvolge attivamente le comunità di pescatori nel monitoraggio e recupero e riciclo delle reti abbandonate. Questo approccio collaborativo non solo contribuisce alla pulizia dei fondali marini, ma sensibilizza anche le comunità locali sull'importanza della gestione sostenibile degli attrezzi da pesca. La sostenibilità è il tema ambientale che appunto sono due cose che, procedendo congiunte con opportunità innovative nel campo dell'economia circolare, possono dare parecchie soddisfazioni. Penso anche al sistema di rigenerazione Econil, che trasforma le reti da pesca e altri rifiuti di nylon in nuovi filati utilizzati per produrre abbigliamento, tappeti e altri prodotti tessili, riducendo così la quantità di rifiuti plastici negli oceani e diminuendo la dipendenza dalle risorse fossili per la produzione di nylon. Ecco, io penso che appunto a iniziative anche locali come Progetto Bolina in Galizia, che dimostra come le reti da pesca dismesse possano essere trasformate in mobili di design, combinando sostenibilità ambientale e valorizzazione delle tradizioni artigianali locali. Questi esempi evidenziano come l'innovazione e la creatività possano convergere per affrontare problemi ambientali complessi. Inoltre, la collaborazione tra istituzioni, organizzazioni non governative, comunità di pescatori e settore privato è essenziale per sviluppare soluzioni efficaci e durature che oggi rappresentano altrettante sfide ed opportunità. La Rom Plastica di Chioggia è un esempio tutto veneto di quanto detto finora. L'azienda ha recentemente siglato un accordo con la cooperativa di Pila OP per il recupero e il riciclo delle reti inutilizzati nell'industria ittica ed inoltre partner di Life Muskets, un progetto condotto a livello nazionale che ha l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale provocato dalla dispersione in mare delle calze in polipropilene utilizzate appunto per l'allevamento di mitili, che oggi sono tra i rifiuti più presenti nei nostri mari, con una dispersione annua che si attesta attorno alle 7,8 alle 9,5 tonnellate. Ringrazio l'amica e collega Marco Dolfin e l'assessore Corazzari per essere presenti, ma soprattutto Marco per aver promosso questo incontro. E chiudo con le parole di Robert Swan. La più grande minaccia del nostro pianeta è la convinzione che lo salverà qualcun altro. Quindi esempi come quello di oggi invece servono a farci capire che c'è una sensibilità e c'è anche una mobilitazione, mi permetto di dire, positiva anche dal nostro territorio per riuscire a fare quello che è nelle nostre possibilità per salvare il nostro mare. Io cedo la conduzione all'amico Marco Dolfin, ma chiamerei qua l'assessore Corazzari per dare un saluto iniziale a questa conferenza stampa. Assessore, prego. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti, grazie a Marco Dolfin per avermi invitato. È una bella occasione per noi perché seguiamo con interesse queste progettualità
E quindi mi complimento innanzitutto con i promotori del progetto, che è coordinato da Lega Ambiente, e tutti i partner che sicuramente sono finalizzati su un obiettivo che ci vede assolutamente attenti. Oggi parlare di rapporto tra pesca e sostenibilità ambientale è sicuramente un tema non solo di attualità, ma un tema necessario, ed è un tema rispetto al quale anche lo stesso mondo della pesca vuole essere protagonista. Sono gli stessi pescatori e le loro associazioni che ci chiedono di dare loro strumenti e progettualità affinché possano essere artefici in prima persona delle politiche nella direzione della salvaguardia ambientale. Perché? Perché il pescatore, le imprese della pesca sono i primi cointeressati a che vi sia una sostenibilità ambientale, a che il mare sia pescoso, che gli stock ittici siano in salute, a che il prodotto che arriva sulle tavole dei consumatori sia di estrema qualità. Questo è un po' il must su cui abbiamo sempre lavorato nell'ambito di tutte le progettualità su cui abbiamo investito, sia come Regione attraverso anche tutti i nostri partner collaboratori. Vedo qui anche Veneto Agricoltura, che ha assunto un ruolo sempre più importante nel concretizzare le azioni regionali in materia di pesca e acquacoltura. Saluto anche tutti gli amministratori che vedo presenti e tutti i rappresentanti delle categorie della pesca. Quindi questo ruolo di protagonismo del mondo della pesca, che vuole essere partecipe rispetto alla cura, alla custodia, alla gestione del nostro mare e delle nostre lagune, non nasce da oggi, è semplicemente la continuazione di una sapienza e di una professionalità che è stata costruita nel corso delle generazioni passate. Noi dobbiamo semplicemente avere una accezione positiva nel valutare, nell'individuare nel pescatore un collaboratore necessario rispetto alle politiche di sostenibilità ambientale, di tutela della biodiversità e della qualità del nostro ambiente. È un interlocutore ed un collaboratore, è un attore necessario, proprio perché sono loro i primi ad essere coinvolti, ad essere tutto il giorno nell'ambito del loro lavoro in mare, in laguna, e senza di loro molte di queste progettualità rimarrebbero semplicemente un esercizio teorico. Abbiamo anche sviluppato delle ricerche che ci hanno confermato come la pesca e la molluschicoltura non solo nel Veneto e nell'Alto Adriatico sia sostenibile, ma sia anche un valore positivo da un punto di vista di aspetti che oggi sono di fondamentale importanza. Pensate che tutto il comparto della molluschicoltura, che al di là delle crisi attuali vede nel Veneto una storicità e ci vede come una regione leader a livello nazionale ed europeo, ha un effetto di ricaduta positiva per la cattura della CO2, aspetto questo che sapete è indicato tra gli obiettivi prioritari di tutti i settori economici e della nostra vita, ha un effetto positivo incredibilmente impattante. I nostri allevamenti di cozze, di vongole, di molluschi, grazie al loro lavoro, all'opera che queste produzioni fanno di filtraggio della CO2, hanno un saldo positivo valutato sulla base di uno studio che abbiamo fatto con il nostro libro bianco della pesca del 2022, hanno un saldo positivo tale che equivale a togliere dalle strade della nostra regione 80.000 veicoli all'anno. Pensate quanto positivo è anche dal punto di vista ambientale della cattura della CO2 la molluschicoltura, l'acquacoltura e l'attività di pesca in particolare. Naturalmente questo ruolo dei pescatori che rivendicano anche per avere affinché venga diffusa una narrazione corretta di ciò che è la pesca. E questo ruolo che loro vogliono avere deve essere accompagnato da progettualità, e noi guardiamo con grande interesse a un progetto come questo, che tra l'altro vede anche un interessante e importante progetto di legge del consigliere Dolfin agli atti del Consiglio, che vuole proprio andare nella direzione di sostituire quelle che sono le materie plastiche che oggi vengono utilizzate con altre materie, ovvero di sostituire gli elementi che poi vengono utilizzati una volta solo con elementi come le cassette che possono essere lavate e riutilizzate nell'ambito di un principio di circolarità. Troppe volte abbiamo sentito parlare anche a livello europeo e in uno scontro secondo me tutto ideologico e basato e non basato su elementi oggettivi di verità, abbiamo sentito parlare dei nostri pescatori come di una categoria che sfrutta risorse naturali
e non lascia nulla invece all'ambiente. Questo è un concetto che va assolutamente respinto e che va invece valutato in una forma distorta di comunicazione che soprattutto a livello europeo ci arriva rispetto al mondo della pesca. Il mondo della pesca, e non mi stancherò mai da dirlo, invece è tutt'altro, e senza i pescatori non potremo mai mettere a terra delle politiche di tutela ambientale e di salvaguardia del nostro mare che siano realmente efficaci. È chiaro, e questo quindi è un elemento che va sempre sottolineato, che alla sostenibilità ambientale va sposata anche la sostenibilità economica e di conseguenza quella sociale. Non si può pensare di imporre delle procedure di lavoro o delle restrizioni che non tengano conto invece del futuro che deve essere garantito a questo mondo, che per noi è un mondo che ha un valore non solo economico ed occupazionale, ma ha un valore tradizionale e identitario che non vogliamo assolutamente perdere. Ecco, in quest'ottica noi come Regione del Veneto, che già attraverso progetti europei abbiamo insieme ai pescatori lavorato su queste tematiche utilmente, guardiamo con grande attenzione progettualità come queste e sono certo che potranno anche entrare a far parte integrante della nostra futura programmazione, anche pensando alle risorse che abbiamo dal FEAMPA. Grazie e buon lavoro a tutti. Buongiorno a tutti e grazie ovviamente della vostra presenza. Dunque benvenuti oggi in conferenza stampa qui in sede del Consiglio regionale. Ringrazio ovviamente il Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti, l'assessore Corazzari e ovviamente tutta quanta la struttura che ci sopporta in questa conferenza e ovviamente a tutti voi convenuti a vario titolo, a vario, diciamo così, rappresentanza amministrativo e quant'altro. Presentiamo un progetto innovativo che va veramente verso la sostenibilità della miticoltura e dunque un settore ben definito che è quello della pesca, ma come sottolineato appunto da parte dell'assessore, insomma spesso e volentieri si parla, ma si parla così senza convinzioni. Spesso sentiamo tante parole, tante belle parole, diciamo così, per quanto riguarda la tutela ambientale, la sostenibilità e quant'altro, poi dopo alla fine non si traduce con fatti veri e propri. Io credo che invece oggi abbiamo un progetto importante portato avanti ovviamente in primis da Legambiente e tutti i partner poi che ne fanno parte. E tra questi, diciamo così, in primis la Rom Plastica, che ho piacere di presentare perché appunto è una realtà del nostro territorio veneto, della provincia di Venezia e ovviamente di Chioggia. Ecco, questo ne vado fiero, soprattutto anche perché Rom Plastica nasce negli anni 60 da intuizione dell'amico appunto Orlando Barbatto e ovviamente portato avanti adesso dai familiari con molta funzionalità, coraggio e tenacia e dunque questa è una dimostrazione lampante appunto di quello che fanno e non solo questo. E dunque dare delle risposte a un settore che ultimamente appunto aveva lanciato un grido di allarme. Io mi ricordo tanti pescatori che non avevano, diciamo così, la possibilità di fare un conferimento nel territorio. Insomma, avere una risposta come questa è sicuramente una cosa molto molto importante, va in una direzione, come ho detto prima, della tutela del sistema biomarino piuttosto che della sostenibilità e dunque poi dopo la famosa, diciamo così, economia circolare che spesso e volentieri sentiamo parlare. Tanti attori, tanti partner che ne fanno parte, varie università, il Legambiente, Ronplastic, insomma chi ne ha più ne metta, ecco, non voglio dimenticare nessuno, sulla brochure c'è appunto tutta quanta, non vorrei dopo fare incidenti diplomatici e dopo magari attraverso il Ingegnere Calore magari potrà dare anche la parola ai vari protagonisti perché credo che sia giusto e doveroso. Però appunto volevo rimarcare l'importanza di questo progetto e ho ritenuto insieme anche con l'assessore Corazzari, con il Presidente Ciambetti, di poterlo porre attenzione, dargli il giusto rilievo perché dopo è una ricaduta importante sul territorio, con gli amministratori in primis, perché dopo alla fine gli amministratori sono i primi che hanno a che fare con le realtà, con l'imprenditoria proveniente appunto dal settore, in questo caso della miticoltura e dunque a maggior ragione insomma devono dare anche poi risposte nell'ottica, come ho detto, di tutela dell'ambiente e quant'altro. Dunque io mi limito veramente a questa presentazione e ovviamente credo che sia giusto e doveroso dare la parola ai veri protagonisti di questo progetto. Grazie. Dunque, ingegnere.
o chi per esso, ecco, ci mancherebbe altro. Allora, sono l'ingegnere Calore di Ronplastica, ok, e praticamente presentiamo qui un progetto di LIFE mirato al riciclo della plastica utilizzata nell'ambito della miticultura. Ronplastica è partner di questo progetto. A livello locale ha chiesto e ottenuto le autorizzazioni per lavorare la plastica, ok, questo è il polipropilene, che a livello di miticultura coinvolge dei quantitativi veramente importanti. Parliamo solamente dal Lido di Venezia fino al delta del Po, arriviamo a quantitativi dell'ordine superiori ai 500 tonnellate all'anno, che possono essere riciclati con un beneficio dell'ambiente e anche, diciamo, economico. Devo dire che dovevo ringraziare tutte le autorità e la regione, chi si occupa di economia circolare, per il supporto dato per ottenere le autorizzazioni, e devo dire soprattutto per la celerità, la professionalità, la massima disponibilità che ho visto da parte di tutti, ok? Adesso non voglio dimenticare nessuno, ma in particolare la dottoressa Sara Vanin, che ci ha subito dato tutte le istruzioni per un iter accelerato e ottenere in brevissimo tempo la possibilità di eseguire le nostre attività. Allora, all'interno di questo progetto poi gli attori principali sono i miticoltori, perché sono quelli che ci forniscono la materia prima. È stato importante attraverso i comuni, le capitanerie di porto e i miticoltori avviare delle procedure per ottenere del materiale che fosse riciclabile, perché l'aspetto più importante era arrivare ad avere dei requisiti comuni che permettessero di avere del materiale che con un livello di pulizia tale da essere riciclabile. Devo dire che in tempi rapidi, con approssimazioni per più iterazioni, si è arrivato a questo risultato. Adesso chiamo la dottoressa Marzia Mattioli di Legambiente, che vi dà una panoramica del progetto Life Muscle a livello nazionale, e dopodiché introdurremo Ronplastica. Prego. Bene, buongiorno a tutti, io sono Marzia Mattioli. Mi sentite? Bene, sono Marzia Mattioli, faccio parte del team di coordinamento del progetto Life Muscles per Legambiente. Come vi diceva l'ingegner Calore, il coordinatore appunto a livello nazionale Legambiente, poi ovviamente i risultati raggiunti, ne approfitto, ringrazio tutti i partner, tra cui abbiamo 3 università, l'Università di Siena, l'Università La Sapienza di Roma e l'Università di Bologna. Poi abbiamo i partner commerciali, oltre a Ronplastica anche Novamont, che è leader nella produzione di biomateriali, e ovviamente poi abbiamo i due mitilicoltori che ospitano le sperimentazioni del progetto, quindi i mitilicoltori Spezzini e il mitilicoltore Ittica del Giudice a Cagnano Varano. Il tutto è legato, dal lavoro che svolge di sensibilizzazione l'AMA, l'Associazione Mediterranea Acquacoltori, che appunto ci mette in contatto con gli stakeholder principali, ovvero i mitilicoltori, i produttori. Il progetto, come abbiamo visto, come abbiamo già citato, mira a affrontare una delle sfide ambientali principali della mitilicoltura, ovvero quella di ridurre l'impatto della dispersione delle retine in mare, che
che può avvenire in maniera volontaria o accidentale ovviamente, e lo fa con due soluzioni. Una è l'impianto mobile di riciclo meccanico, quindi del polipropilene, l'altra è la sostituzione delle retine in polipropilene con quelle in biopolimero, quindi materiale più biodegradabile, quindi se dovesse finire in mare avrebbe un impatto minore e comunque a fine vita può essere riciclato all'interno di impianti compostabili industriali. Oltre a queste due soluzioni, ovviamente abbiamo altre attività promosse dal progetto che sono legate alla ricerca scientifica. Da un lato abbiamo l'analisi ambientale, quindi andiamo a verificare se effettivamente queste due soluzioni possono danneggiare, no, a livello di colonna d'acqua o a livello di organismi dal punto di vista della dispersione delle microplastiche, oppure andiamo a verificare qual è il risultato finale del prodotto, quindi se il prodotto allevato in retine, in polipropilene riciclato o in biopolimero cambia in termini di qualità. L'altro lato della ricerca scientifica è sicuramente la fattibilità economica. L'Università di Bologna sta facendo degli studi socio-economici proprio per verificare che queste due soluzioni circolari possano essere introdotte all'interno del settore della filiera della mitilicoltura e infine abbiamo anche l'attività legata ai consumatori, quindi noi stiamo già distribuendo una etichetta parlante, quindi con un QR code che può informare il consumatore della sostenibilità del prodotto che sta acquistando, quindi che ha scelto un prodotto che è stato allevato da mitilicoltori che hanno optato per un'azione circolare e sostenibile. La nostra attività ovviamente è anche legata alla sensibilizzazione e alla partecipazione attiva, alla promozione della partecipazione attiva dei gruppi target che abbiamo individuato in fase di progettazione e questi sono ovviamente i mitilicoltori. Abbiamo raggiunto tante regioni e continueremo fino alla fine del progetto che sarà appunto quest'anno, questo è l'ultimo anno di progetto, quindi partiranno a breve anche le attività di replica. Abbiamo raggiunto appunto i mitilicoltori con degli incontri informativi, ma anche i decisori politici per appunto l'adozione di queste soluzioni anche sul territorio, ma anche cittadini, turisti, operatori turistici, studenti, quindi tutte attività che promuovono appunto la sensibilizzazione sul tema della sostenibilità ambientale dal punto di vista della Blue Economy. Vi dicevo appunto parte la sperimentazione anche in altri luoghi d'Italia, oltre alle due aree pilota, quindi La Spezia e il Nord Gargano, trasferiremo l'impianto anche in altre aree, tra cui l'Emilia Romagna, il Lazio, la Campania, anche all'estero, in Croazia e in Slovenia, proprio per delle attività dimostrative nelle varie zone, insomma, di produzione di mitili. Quindi questo è il nostro percorso fin qui. Grazie Marzia. Allora chiamo in rappresentanza della proprietà di Ronplastica Brando Barbato. Buongiorno a tutti, sono Brando Barbato e rappresento Ronplastica come partner di questo progetto LIFE, per cui andiamo molto fieri. Vorrei innanzitutto dire di essere onorato di parlare qui oggi con voi in una sede così importante e comunque con delle figure istituzionali così di rilievo. Ronplastica ha iniziato questo progetto nel 2021 proprio per la sensibilità comunque che come produttori abbiamo, essendo produttori di materie plastiche, ma non solo, verso questi temi. Per dare qualche dato, in Italia annualmente si producono circa 80.000 tonnellate di cozze e con un utilizzo tra le 700 e le 1.000 tonnellate di reti in polipropilene, reti che fino ad oggi sono state considerate come un rifiuto e che in un'ottica di economia circolare invece noi cerchiamo di considerare come risorsa. Infatti Ronplastica ha avuto un duplice obiettivo all'interno del progetto.
Da un lato quello di costruire e implementare un impianto mobile di riciclaggio da far circolare nelle aree pilota del progetto, che porteranno al riciclo efficacemente di tali rifiuti e potranno poi essere reimmessi all'interno del processo produttivo per portare alla produzione, come già iniziata, di calze con prodotto 100% riciclato. L'altro obiettivo di Non Plastica è stato quello di produrre, attraverso il materiale fornito da Novamont, altra partner di progetto, una soluzione sostitutiva rispetto alle calze tradizionali in polipropilene di materiale biodegradabile e compostabile. Crediamo fortemente che questo progetto non solo abbia risvolti in termini di sostenibilità, oggi importantissima come già citata, ma anche perché può avere risvolti a livello economico, che comunque sappiamo devono andare di pari passo con quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità. Infatti, solo per citare uno tra i più importanti risvolti economici che abbiamo visto e che abbiamo potuto confrontarci con i viticoltori del settore, è sicuramente quello di un risparmio a livello di smaltimento di questo rifiuto considerato speciale, che si aggira intorno ai 30-40 centesimi per chilo e se consideriamo le quantità iniziali che vi ho detto di reti utilizzate annualmente, la cifra sicuramente è considerevole. Non voglio rubare altri minuti indispensabili perché abbiamo qui l'ingegnere Daniele Calore che ci mostrerà più nel dettaglio a livello tecnico il processo di riciclo che abbiamo adottato e implementato in Non Plastica. Grazie. Grazie. Sì, sostanzialmente, ecco, devo dire che l'impianto di riciclo è molto semplice. Dal punto di vista tecnico non si tratta di macinare proprio le reti consegnate dai viticoltori e devo dire il riciclo comincia a bordo, cioè nel senso che con la sgranatura il materiale deve essere il più pulito possibile e in base al decreto ministeriale che classifica il codice rifiuto speciale 02, 01, 04 deve avere al massimo un 10% di rifiuto organico adeso. Se siamo all'interno di questi requisiti, il prodotto è facilmente riciclabile con una macinazione, un lavaggio, veramente con semplice acqua, minimizzando il contenuto d'acqua mediante pompe di riciclo, e alla fine il prodotto che si ottiene è direttamente estrudibile per ottenere proprio reti da riutilizzare, con caratteristiche meccaniche che variano dal 10 al 20% di tensione di snellamento superiore al polipropilene vergine, perché sostanzialmente il polipropilene, che devo dire è una plastica inventata dagli italiani, perché si tratta di un brevetto del 63, l'invenzione risale al 53, catalizzatore Ziegler-Natta, il premio Nobel Natta in chimica, e praticamente con dei catalizzatori il propilene, viene trasformato in polimero e quindi è la plastica, diciamo, una delle più vecchie, ecco. E può essere estruso più volte e con più estrusioni aumentano le caratteristiche meccaniche. Quello che abbiamo notato, abbiamo visto proprio entrando nell'aspetto più pratico di ricevere dei quantitativi importanti, sono aspetti di natura logistica che abbiamo cercato di risolvere con la collaborazione, devo dire, molto proattiva delle capitanerie, dei comuni e dei viticoltori. Ad esempio, sembrano aspetti banali, ma poi diventano, diciamo, sostanziali, la disponibilità di aree di stoccaggio, di stoccare ad esempio alcune tonnellate, 4-5 tonnellate, cioè carichi, diciamo, sostenibili con un trasporto con un singolo camion, di questo tipo, della tipologia di prodotto, cioè la plastica sgranata da riciclare, perché ovviamente ha delle densità molto basse, occupa dei volumi importanti, quindi serve uno spazio dove poterla stoccare. Questa tipologia di rifiuto è un rifiuto speciale non pericoloso,
devo dire che se si trovassero delle modalità per diciamo declassarlo, se gestito in un certo modo, trasportato in un certo modo, semplificherebbe diciamo molto alcune problematiche che hanno attualmente i viticoltori. Per entrare maggiormente in questi aspetti, chiamo a parlare Luigino Pelà, direttore della cooperativa di Pila e in rappresentanza anche di Ama. Grazie Daniele, io sarò anche breve sinceramente, ti ringrazio anche a doppia veste oggi, poi lascerò tecnicamente dal punto di vista burocratico, amministrativo e sulle normative, lascerò la parola al responsabile regionale di Ama che è in sala e che è Stefano Gilebi. Personalmente ringrazio soprattutto il consigliere Dolfin che ci dà questa opportunità, ringrazio il presidente Ciambetti nell'apertura perché mi è piaciuto molto l'intervento e ovviamente ringrazio l'assessore Corazzari col quale da anni ormai collaboriamo, siamo in rete, siamo in squadra vera e propria tra istituzioni, associazioni, produttori e mondo dell'organizzazione dei produttori. Come Ama porto i saluti del presidente Federico Pinza che oggi è impegnato in altra sede. Proprio oggi, 28 febbraio, lasciavo la mia presidenza per lui, quindi di fatto ho avuto modo, con Marzia ci siamo visti in diversi convegni con Legambiente. È un progetto, come diceva Marzia, che nasce nel 2021, ma come Ama gli allevatori, i mitilicoltori già sollecitavano e solleticavano l'istituzione pubblica nell'intervenire su questo problema che era quello di inizio ambientale, perché proprio era proprio la sostenibilità ambientale di cui abbiamo parlato fino in questo momento. L'ultimo intervento di Ron Plastica mi è piaciuto perché si parla sì di sostenibilità ambientale, ma diventa anche sostenibilità economica per le imprese, in un momento anche di congiuntura, di crisi del settore. I costi sono veramente alti per il rifiuto speciale, perché parliamo di 0,30 centesimi, 35 centesimi per la discarica. Ovviamente i volumi sono altrettanto importanti. Ringrazio tra l'altro comunque nella nostra, adesso qui mi svesto da Ama, ma metto le vesti da direttore di un'organizzazione di produttori che è a Pila, che è in una realtà portuale tra l'altro attrezzata e organizzata. Qui lancio anche un messaggio alla Regione del Veneto che su certe normative si potrebbe anche fare un po' più di rete da un punto di vista proprio normativo di applicazione, che va da Pellestrina a Caule che arrivi fino a Portotolle, Scardovari e Pila. In realtà siamo un'organizzazione che abbiamo deciso da subito, vuoi anche perché comunque la mia presenza come figura AMA, ma soprattutto perché ci abbiamo creduto da sempre, aspettavamo il momento opportuno, chiaramente eravamo in contatto con i mitilicoltori spezzini, con la Puglia, perché vedevamo le risultanze del progetto nel percorso e negli anni in cui si è sviluppato. E ringrazio Ron Plastica perché si è messa a disposizione con questa attrezzatura che tra un po' ospiteremo anche nel nostro ambiente, nel mercato ittico, e quindi vedremo anche sul territorio, potremo fare queste dimostrazioni visive proprio anche per incentivare l'allevatore, perché non è semplice pulire, come mi dicono in questi giorni, le retine, siamo partiti da poco. Ovviamente abbiamo la fortuna di un territorio, dicevo prima, a livello istituzionale che ci ha aiutato, perché il comune di Portotolle abbiamo la presenza dell'assessore del comune della pesca di Portotolle, la Bertaggia, che da subito insomma, si è messa a disposizione. Non nego che anche le autorità marittime di competenza, quindi il comando locale diciamo, delle Capitanerie di Porto, ci ha assistito perché l'esperienza ovviamente oltre il controllo loro ci danno assistenza anche nel migliorare quello che è tutto l'aspetto di gestione dei rifiuti, che non è una cosa semplice e si parla di rifiuti speciali. È chiaro che questo è in un'ottica di prospettiva che non è, e qui lancio l'ultimo messaggio che mi interessava lanciare, l'aspetto di sostenibilità ambientale e ci siamo, secondo me, e il progetto lo sta dimostrando. C'è un decreto, un disegno legislativo salvamare che va, secondo me, ripreso in mano, perché a livello governativo è stato emanato e pubblicato nel 2023, però mancano ancora i decreti attuativi, quindi ci potrebbero mettere in condizione di avere anche risorse per incentivare la raccolta del rifiuto gettato, non più perché personalmente è solo rifiuto che è raccolto accidentalmente o volontariamente, perché con le mareggiate che abbiamo in questi periodi chiaramente abbiamo questa necessità di non lasciarlo galleggiare lungo il mare. E quindi anche da un punto di vista normativo nazionale credo e spero che la Regione, ma sicuramente la nostra Regione Veneto su questo sarà molto attenta. Ho sentito prima del disegno di legge che ha il consigliere Dolfin che sta presentando, quindi questo è un auspicio diciamo, che va in prospettiva sotto il profilo ambientale.
L'altro aspetto è quello economico, che questa iniziativa ci porterà sicuramente ad avere una riduzione di costi di smaltimento che sono importanti, perché tenete presente che per portare via 4 tonnellate, quindi un container a livello di portualità, ci costa mediamente 1.600-1.700 euro in discarica, tra il trasporto e il costo del ricaro al chilo, diciamo, delle retine. Quindi da questo punto di vista è indubbia che c'è anche un risparmio economico. Aggiungo una parte in più che con Lega Ambiente poi spero si possa anche arrivare a questo, e le istituzioni si diano una mano, di sicuro abbiamo anche una struttura regionale che per quanto mi riguarda sarà in grado di farlo, è di quello che magari valorizzare anche quello che si sta facendo, soprattutto dal punto di vista commerciale, perché il valore poi del prodotto della viticoltura che noi lavoriamo, essendo impegnati non solo nel produrre ma anche nel fare questa, diciamo, nel prestarci in questa mansione nuova, che ovviamente l'allevatore, poi Stefano è anche allevatore, quindi potrà meglio di me intervenire su questo tema, però è chiaro, se avessimo anche quella certificazione blu, green, diciamo, chiamiamola come vogliamo, che ci dia un valore aggiunto in più anche al prodotto quando lo vendiamo e quindi nel prezzarlo, questo sarebbe poi la chicca finale, diciamo, che ci permetterebbe anche di dare soddisfazione agli allevatori in un momento di difficoltà generale, perché ci scontriamo ormai con cambiamenti climatici repentini e quindi in questo momento siamo in una fase di stallo che tutto quello che può venire dopo potremo costruirlo assieme, e Aron Plastica diventa un partner anche in questo caso, credo, importante, di valore aggiunto. Siamo nel territorio veneto e quindi di fatto cerchiamo di fare sinergie e rete anche veneta sotto questo profilo. Grazie. Ok, dopo l'intervento appunto di Luigino Pelà, se vuole intervenire Stefano Gilebbi, sempre rappresentante dei miticoltori del Lido di Venezia e di Ama. Buongiorno a tutti, vi ringrazio dell'invito. Io sono Stefano Gilebbi, sono sia rappresentante regionale di Ama, come è già stato detto, collega di Luigino, e anche presidente dell'organizzazione di produttori dei mitili, ci chiamiamo del Veneto, ma rappresentiamo soprattutto la parte che va da Cavallino, Tre Porti fino a Chioggia, il litorale di Pellestrina, insomma. Tutto quello che si poteva dire, diciamo, che è già stato abbondantemente detto. L'unica cosa su cui vorrei porre l'accento è che io personalmente, sono più di 10 anni che mi sto impegnando su questa tematica. Abbiamo attraversato diverse stagioni. Diciamo che dall'inizio sono stati fatti notevoli progressi e non voglio tediarvi raccontandovi tutti i passaggi che abbiamo dovuto affrontare per arrivare fino a dove siamo arrivati, ma posso darvi degli spot così, giusto per farvi capire quanto difficile è stato raggiungere questo obiettivo. Cioè, quando noi abbiamo cominciato a raccogliere le nostre retine per non gettarle più in mare, non sapevamo nemmeno quale codice CER dovessero avere queste retine per essere ritirate da chiunque facesse smaltimento di rifiuti. Quindi non se le ritiravano affatto, perché proprio non sapevano come dovessero essere classificate. A un certo punto abbiamo raggiunto una sorta di compromesso e siamo riusciti a fare dei trasporti. Io personalmente sono stato bloccato giustamente dalle autorità durante un trasporto delle mie retine, non erano retine che trasportavo conto terzi, e ovviamente l'autorità, applicando la normativa che era in quel momento presente, non poteva fare altro che dirmi che stavo facendo un trasporto abusivo di rifiuti e voleva addirittura sequestrarmi la barca, compreso il materiale. Dopo anni siamo riusciti quantomeno a uniformarci alla normativa agricola, per cui i produttori agricoli hanno la possibilità di uno stoccaggio di questo materiale e la possibilità di trasportarlo in direzione del punto più vicino per lo smaltimento, e quindi abbiamo cominciato a poterlo classificare con un codice CER, e comunque doveva essere destinato a una discarica di rifiuti speciali, perché
Adesso non confondiamo tanto il concetto, cioè speciale non significa effettivamente pericoloso, ma speciale significa solo che non è un rifiuto prodotto da una persona e quindi non è un rifiuto urbano. Solo per il fatto che è prodotto da un'azienda diventa speciale. Banalmente un rotolo che io compro da Romplastica, che non utilizzo per 10 anni, non mi fido più a utilizzarlo perché è stato lasciato lì, abbandonato per un motivo X, se lo voglio smaltire, quello lì non l'ho neanche mai usato, ma è comunque un rifiuto speciale. Ok? Allora, siccome per convincere un allevatore che tutto questo quello che stiamo facendo ha un ritorno a lungo termine, oltre che d'immagine, come diceva giustamente Luigino, e spero che questo ci sia riconosciuto in qualche modo, con un marchio, come diceva lui, o con un'attestazione, con qualcosa, è difficile far cambiare le abitudini di un pescatore. È difficile farlo vedere in prospettiva, è difficile perché per lui tutta questa cosa qui è un costo aggiuntivo, è un costo in termini economici, è un costo in termini pratici, perché per rientrare nel 10% di rifiuto organico adeso al materiale plastico richiede una certa attenzione, richiede, come giustamente diceva l'ingegner Calore, che il processo di riciclaggio non inizi alla Romplastica, ma inizi a bordo con la consapevolezza del produttore che deve porre particolarmente attenzione a cosa sta stoccando. Ok? Adesso noi nella nostra organizzazione siamo abbastanza, diciamo, uniformati, con Daniele stiamo lavorando ormai da tempo e mi pare che a parte i cordini non ci siano mai stati grossi problemi. Sì, dopo alcune, diciamo, Vabbè, in realtà ricezioni iniziali poi si è trovato il materiale le giusto. mie, Ecco. diciamo che siamo sempre andati abbastanza bene. Okay? Certo. Ecco. E stiamo cercando di studiare dei metodi di sgranatura che consentano di avere un risultato migliore. Certo che questo non è che fa aumentare la produttività, perché una parte del tuo tempo devi dedicarlo anche alla gestione di questa cosa qua, è per quello che serve un riconoscimento anche dal punto di vista pratico-economico. Noi per esempio nel 2023, soltanto come OP, che non rappresentiamo tutta la realtà produttiva ovviamente, ma solo una parte, abbiamo smaltito una roba tipo 250 quintali di materiale, abbiamo speso circa 10.000 euro per smaltire tutta questa cosa qua. Adesso si prospetta invece la possibilità di avere un vantaggio economico e quindi di trasformare un qualcosa che prima era un impegno in qualcosa che può diventare anche proficuo, sia dalla parte in parte economico, sia in parte per immagine. Quello a cui volevo riagganciarmi e porre veramente l'attenzione è quello che ha detto prima l'ingegner Calore. Cioè il punto critico adesso della gestione di questo materiale è proprio il fatto che noi dobbiamo continuare a fare un accumulo perché i trasporti incidono molto anche se non viene buttato in discarica, ma anche semplicemente per portarlo a loro, 300-400 euro ti partono in ogni caso per ogni viaggio, ok? Mentre invece e in più hai il problema comunque dello stoccaggio, perché tu non porti un big bag con 300 euro di spesa, ne accumuli 20, 30, 40 per ammortizzare la spesa, ok? Questo probabilmente sarebbe bypassabile se, non chiedetemi come e non chiedetemi se è possibile, perché però io penso che almeno a livello locale, con accordi, chiamiamoli particolari, ovviamente su brevi distanze. Sì, su brevi distanze, si potrebbe considerare questo non più un rifiuto, ma effettivamente un materiale che va a riciclaggio. Ok? Semplicemente cambiandogli lo status, probabilmente Romplastica avrebbe la possibilità, se interessata, attrezzandosi con un camion, visto che abbiamo rapporti giornalieri come produttori,
cioè chiamiamo in continuazione Romplastica. Possiamo metterci d'accordo di portare, per esempio a Chioggia siamo comodi, andare a prenderci i rotoli nuovi e nel contempo portare il materiale che abbiamo stoccato, ma in questo caso non sarebbe più da portare 40 big bag, porti un big bag, se loro non avessero problemi a poterlo trasportare. Anche loro avrebbero minori problemi logistici perché non gli servirebbe avere spazi giganteschi per stoccare la roba che devono riciclare, il materiale che devono riciclare, e avrebbero un lavoro, un flusso continuo per cui riuscirebbero a smaltire in giornata tutto quello che riescono a raccogliere. Certo Stefano, no, la cosa è chiarissima. E guarda, siccome il tempo è scaduto, volevo chiedere se abbiamo un paio di minuti da dedicare al comandante Marco Olivieri della Capitaneria per un suo intervento, perché devo dire le capitanerie sono state, diciamo, un attore fondamentale per dare il massimo supporto ai miticoltori per individuare aree di stoccaggio e modalità per risolvere problematiche di trasporto. Prego, comandante. Buongiorno a tutti e grazie mille per l'opportunità di essere qui oggi e di condividere con voi questo percorso. Chiaramente io sono il comandante del porto di Pila di Porto Tolle, che è uno dei sorgitori che sono stati individuati per il progetto, ma tutta la vicenda è seguita da vicino anche dalla Capitaneria di Porto di Chioggia, dalla Direzione Marittima di Venezia, perché chiaramente parliamo di progetti di sostenibilità ambientale e di tutela ambientale. Una delle missioni principali del corpo, che quindi ci vede protagonisti. Siamo stati chiaramente interpellati come organo di controllo, perché questo è il nostro mestiere. Come organo di controllo siamo andati a esaminare quello che nel progetto sono di fatto le fasi operative. Ci siamo quindi concentrati sugli aspetti più tecnici di produzione, di deposito temporaneo, di trasporto, raccolta e recupero. Ognuna di queste fasi, secondo me è importante tenerlo in considerazione, ha un suo percorso autorizzativo ben specifico. Si crea in questo modo una filiera specializzata e questa filiera specializzata deve essere supportata da tutti gli attori, dal produttore sino all'azienda che organizza ed effettua il recupero. E su questo vogliamo porre maggiore attenzione. Cioè cerchiamo di avere una pianificazione molto ben preparata prima di partire con l'attività operativa, in modo che la filiera non si interrompa e quindi non si vada poi ad annullare tutto il beneficio che può avere il progetto. Detto questo, sicuramente accogliamo di buon grado ogni iniziativa di questo genere, siamo sempre disponibili per quanto riguarda la pianificazione e l'organizzazione dei servizi. Ovviamente auguriamo buon vento a tutti i protagonisti del progetto e attendiamo i risultati. Certo, grazie. Grazie. Certo. Bene, arriviamo a conclusione, abbiamo anche sforato il tempo a nostra disposizione. Ringrazio ovviamente gli uffici che ci danno la possibilità. Io vi ringrazio tutti veramente, onorato di aver presentato insieme con l'assessore Corazzari e il presidente Ciambetti questa veramente conferenza stampa che va in una certa direzione importante, tutela ambientale, insomma tutto quello che ormai sappiamo, e soprattutto grazie alla vostra disponibilità e alla vostra presenza. Qui la Regione è presente sia come figure istituzionali, ma soprattutto anche con gli uffici pesca, gli uffici del braccio operativo, poi anche di Veneto Agricoltura. Insomma, la Regione per tutto quello che può fare, e ovviamente sono temi che ci riguardano da vicino, come è stato sottolineato prima dall'assessore Corazzari, a maggior ragione appunto noi siamo a disposizione a 360 gradi e ovviamente a tutti voi per questo bellissimo progetto che va avanti con tutti i partner, abbiamo sentiti, e dispiace che magari qualcuno ci siamo dimenticati, non abbiamo dato la possibilità il tempo poi non però avremo modo poi anche di poter essere sul territorio, magari insieme con l'assessore, magari con il presidente Zaia, di poter andare a visionare, ma anche di persona, magari anche questo progetto nel vero senso della parola, certo, proprio nell'operatività. Infatti, perché volevo sottolineare un aspetto: il progetto poi finisce a fine anno, ma Romplastica continuerà
cioè l'idea è quella di avere un impianto fisso in pianta stabile per riciclare fino a 500-600 tonnellate di polipropilene all'anno, ok? Per riprodurre retine per i Io mi pescatori. auguro che ci siano altri ulteriori progetti anche per poter smaltire anche le reti magari dei pescatori, che spesso e volentieri abbiamo purtroppo anche nel mercato ittico di Chioggia una grande presenza, e ringraziamo i pescatori che fanno veramente dei sentinelle, sono considerati veramente dei sentinelle del mare, che conferiscono poi a terra, però anche qui poi ci devono essere le lungimiranze sullo smaltimento. Esatto. E dunque grazie ancora a tutti quanti e buona giornata. Grazie ancora. Buona giornata.